proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per la elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione anche oggi. Buona domenica. Dunque è finita così la settimana convulsa della politica italiana, in un modo che forse i più non pensavano potesse finire, forse qualcuno sì, ma è finita appunto con la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo è il suo discorso, un discorso sintetico ma significativo. In sostanza ha detto: lo faccio per l'Italia, insomma ci sono delle responsabilità e non mi posso sottrarre. La responsabilità qual è? Di dare una linea, di dare una continuità in un momento in cui la politica di fatto ha dimostrato di non riuscire a trovare la quadra. Dunque la rielezione con 759 voti, la più alta dai tempi di Pertini. La seconda volta consecutiva che il Capo dello Stato viene rieletto, una pratica che è possibile secondo la Costituzione, ma certo è inusuale, lo è sempre stata fino appunto alla rielezione nel 2013, lo ricorderete, di Giorgio Napolitano. Una condizione peraltro che avrebbe posto Mattarella è quello di non avere un mandato a termine, ma un mandato pieno. Vedremo se poi sarà così. Lo ricorderete, Giorgio Napolitano poi si dimise nel 2015. È una situazione che chiaramente cambia molte cose. Non cambia nulla a livello istituzionale, e questo è il paradosso, lo diceva anche Matteo Renzi citando il Gattopardo ieri, ma cambia molto a livello politico. Cosa accadrà nel governo da domani? Cosa accadrà nei partiti da domani? Soprattutto nel centrodestra, un centrodestra evidentemente a pezzi dopo quanto avvenuto, e fra poco sentiremo le dichiarazioni dei suoi rappresentanti, ma anche nel Movimento 5 Stelle, con una scissione ormai in atto tra Di Maio e Conte, con un PD che resta a guardare. Lo ha fatto di fatto per tutta la settimana, direbbero i maligni. Dunque una situazione che cambia politicamente molte cose. Ne parleremo più tardi con i nostri ospiti politici, ma allora per doverosa introduzione di quanto accaduto, per fare le fila del discorso, tenere le fila del discorso politico, sentiamo allora il blocco delle dichiarazioni del centrodestra, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Allora sentiamo cosa hanno detto, perché poi il centrodestra è particolarmente nel mirino. Sentiamo da Salvini a Meloni a Tajani. La Lega è stata compatta dall'inizio alla fine. Abbiamo giocato di squadra, lo dovevo a Berlusconi, per cui provo stima, affetto e rispetto, e lo dovevo a milioni di italiani che credono nell'unità del centrodestra. Non tutti sono stati compatti, nel senso che il voto al Presidente Casellati è stato compatto da parte della Lega e del Fratelli d'Italia. Ci sono pezzi di altro centrodestra che sono evaporati, e quindi bisogna prenderne atto. Non sono abituato a nascondere la polvere sotto il tappeto, oppure a dire ma il comune è mezzo gaudio perché anche il PD e i 5 Stelle sono divisi, chi se ne frega degli altri. C'è un centrodestra che ha dei problemi evidentemente, come Lega
avrò l'onore e l'onere di fare una nuova proposta, perché non è più accettabile che ci sia gente che va di qua e va di là. Poi Fratelli d'Italia ha tutta la legittimità di scegliere i no a Draghi e i no a Mattarella. La Lega ha fatto una scelta dei sì, i sì a Draghi e i sì a Mattarella, però l'obiettivo è di governare bene, di fare l'opposizione bene per quanto riguarda Fratelli d'Italia e di arrivare uniti alle elezioni e poi di governare con un centrodestra rinnovato, perché quello che si dice di centrodestra e poi ti frega al voto e strizza l'occhio alla sinistra, insomma non ce n'ho bisogno. Ci sarà un pit stop di questo governo dopo quello che è successo? Io sono contento di quello che hanno fatto e faranno i ministri della Lega. Se lei mi dice se sono altrettanto contento di tutti gli altri ministri, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Quindi io lavoro per dare rappresentanza a quelle decine di milioni di persone. Credo che però si debba ricominciare un po' da capo, no? Si debba un po' ricostruire un centrodestra, perché quello che è accaduto in questi giorni penso che insomma avvilisca non solo me, no? Poi siamo abituati a fare il nostro lavoro. Una delle cose che intendiamo fare immediatamente, diciamo all'esito di questo spettacolo indegno a cui gli italiani comunque hanno complessivamente assistito nell'ultima settimana, è rilanciare anche con una raccolta di firme online, disponibile tra poco, la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Capo dello Stato. La situazione particolare, il coronavirus, l'impossibilità di trovare una figura politica in grado di raccogliere i consensi tali da essere eletta al Quirinale e ha portato a una scelta di grande equilibrio che è quella di Mattarella. Confermo, noi avevamo proposto Silvio Berlusconi, poi lui non ha accettato di candidarsi, dopodiché non c'è stato più nessuno in grado di raccogliere tanti consensi per una serie di veti contrapposti e di raccogliere il consenso necessario per diventare Capo dello Stato. Dal centrodestra al Partito Democratico sentiamo brevissimamente uno stralcio dell'intervento di Enrico Letta dopo il voto. Non vorrei che appunto stasera tutti i parlamentari andassimo a casa con l'idea che abbiamo risolto i problemi, perché la scelta per la seconda volta della rielezione del Presidente della Repubblica in carica è chiaramente una scelta che dimostra la difficoltà della politica e dobbiamo esserne consapevoli. Io credo che dobbiamo prendere atto che quello che è accaduto dimostra che la politica italiana è bloccata, il nostro Paese ha bisogno di un rinnovamento politico, ha bisogno di un rinnovamento di regole, il nostro Paese ha bisogno di entrare in una fase nuova, che sarà una fase, credo, molto importante. E ovviamente tornando al centrodestra c'è Matteo Salvini nel mirino, la leadership che sembra tramontata all'interno di una coalizione che è andata un po' in ordine sparso in questa settimana. Ieri c'erano anche i governatori, sentiamo le parole del governatore Zaia anche su Salvini. Salvini ha fatto l'impossibile, visto e considerato, e questo va sottolineato, che nessuna forza politica aveva i numeri per eleggere il Capo dello Stato. Si è prodigato, ha sostenuto più profili e dopodiché la soluzione è stata quella della soluzione che peraltro va a replicare la situazione del Napolitano 2, quindi richiedendo disponibilità al Presidente Mattarella. Insomma, il tema è molto caldo da qualunque punto di vista lo si guardi, ne parleremo più tardi, allora fra mezz'oretta circa con i nostri ospiti politici, poi però c'è la politica con tutte le sue strategie, poi c'è la realtà dei fatti. Intanto le imprese da Confindustria in giù, anche Confcommercio e tutti gli altri settori plaudono in qualche modo all'elezione di Mattarella e dicono adesso però si vada avanti con le riforme, ci sono i problemi concreti. L'abbiamo raccontato ieri con il duro comunicato delle maggiori federazioni che gestiscono gli impianti natatori in Italia e in Veneto. Abbiamo il piacere di avere con noi Roberto Cognonato, buongiorno, il presidente della Federazione Italiana Nuoto del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, il 6 febbraio chiudete gli impianti, è così? Esattamente, come coordinamento nazionale delle associazioni
di gestori di impianti natatori, quindi non solo Veneto ma di diverse regioni d'Italia, abbiamo concordato questa serrata simbolica per dire: questo può essere solo l'anticipo di una chiusura definitiva degli impianti natatori, perché senza politiche reali di sostegno al mondo delle piscine, con le difficoltà del Covid, dell'emergenza di questa pandemia drammatica che ha dimezzato e più gli accessi negli impianti natatori e incrementato notevolmente i costi di funzionamento, si è abbattuta la scure tragica, drammatica, incredibile dell'incremento vertiginoso dei costi energetici. Noi andiamo a energia, acqua calda, aria calda, abbiamo bisogno di gas e energia elettrica in quantità notevoli. Il costo triplicato, quadruplicato dell'energia negli ultimi mesi ha definitivamente messo in ginocchio gli impianti natatori. Molti sono in procinto di chiudere, alcuni hanno già chiuso, altri non sanno se riusciranno a superare l'inverno. Senta, una stima a spanne di quanti potrebbero chiudere in percentuale in Veneto? Da un 30% in più nel giro di poco tempo. Gli altri possono resistere qualche mese in più, ma non c'è prospettiva alcuna. Non riusciamo a pagare i costi dell'energia così come sono decuplicati in quest'arco di tempo. Ci sono più di 60 impianti natatori legati alla Federazione Nuoto fra pubblici e privati che sono in sofferenza estrema e finora non abbiamo avuto ascolti da nessuno. Tante belle promesse, ma finora abbiamo avuto solo qualche briciola che ci ha aiutato a pagare qualche piccola spesa, ma niente di rilevante. Svolgiamo un servizio pubblico fondamentale per la comunità, per la salute delle persone, per il benessere delle persone di tutte le età, di tutte le categorie, dai bambini agli adulti, agli anziani, alle persone con disabilità, e ci troviamo col rischio che molte piscine non potranno più erogare servizi. Nel comunicato ieri si diceva siamo stati i primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, e questo dato, questa tempesta perfetta del ristori insufficiente, lo diceva lei, le briciole, se non ricordo male i ristori non raggiungono nemmeno il 5% dei ricavi annuali, la tempesta perfetta di una assenza di aiuti e del caro bollette. Questo è un po' l'imbuto. Esatto. Noi siamo a fianco delle amministrazioni comunali con cui abbiamo rapporti di convenzione, siamo in sinergia con le amministrazioni comunali che sono i nostri interlocutori diretti, ma che ci dicono tutte: non abbiamo gli strumenti per sostenervi. Se non intervengono dal governo a darci gli strumenti a superare i problemi dei patti di stabilità, delle risorse economiche mancanti, non siamo in grado di supportarvi. E è un segnale che ci arriva da tutte le parti, ma noi con tutte le nostre forze siamo andati avanti finora, non ce la facciamo più, non abbiamo più la prospettiva per riuscire a coprire dei costi che sono assolutamente insostenibili. Non siamo più in grado di indebitarci, i finanziamenti garantiti dallo Stato che erano venuti fuori col primo decreto ristori del governo del 2020 non sono neanche stati usufruiti, perché comunque le banche, anche con garanzie assegnate dallo Stato, ti chiedono se hai la capacità di rientro, se sei in grado di mostrare un piano economico sostenibile in cui dimostri di saper restituire le rate dei finanziamenti. Ci troviamo adesso che oltre a questi problemi col mese di gennaio ripartono i finanziamenti perché sono scadute tutte le moratorie, e ci troviamo che abbiamo questo costo pazzesco dell'energia, bollette che prima erano di 5, 6, 10 mila euro a seconda di impianti piccoli o grandi, che sono diventati di 30, 40 mila euro. Chi aveva già bollette importanti di 25, 30 mila euro si trova con bollette da 60 mila euro. Come si fa a sostenerle? Che tempo l'ha già detto forse prima, che tempo vi date? Qualche mese? Anche meno? Rischiamo di non riuscire a superare l'inverno. Chi aveva qualche riserva, che è riuscito a accantonare facendo contenimenti di spese, risparmi, attenzione a tutto, non ha più la possibilità di far fronte a questi interventi. Qualcuno
sta già programmando chiusure parziali, aperture in fasce orarie più limitate per non interrompere completamente il servizio. Altre strutture hanno anche i consorzi di comuni, chiudono 3 impianti, ne lasciano aperto uno solo. Ci sono i tentativi più disperati per cercare di tirare avanti, ma se non c'è un intervento importante, diretto, a sostegno del nostro comparto, è la fine definitiva di tutta quella che è un'attività motoria, sportiva, a beneficio della comunità e dell'interesse della salute pubblica, che viene assolutamente a mancare. Bene, anzi male purtroppo. Allora abbiamo raccolto questo suo grido, il 6 febbraio dunque questa chiusura, questa serrata che potrebbe anticipare una serrata poi concreta. Vedremo allora se ci saranno risposte. L'ultima domanda molto flash, come ha vissuto questa settimana da cittadino con l'elezione del Presidente della Repubblica e quello che si è visto? Un senso di rabbia e di sconforto per la totale inadeguatezza di un sistema politico che non ha la minima percezione di quali sono i problemi reali della vita delle persone. Chiaro e lapidario. Grazie a Roberto Cognonato, grazie Presidente della FIN del Veneto, grazie. Allora vi seguiremo la vostra battaglia. Grazie, arrivederci. Grazie ancora dell'attenzione. Grazie. Allora, chiedo alla regia e ringrazio anche così Italo Morao e Tony Esposito, se c'è già il direttore generale Benazzi in collegamento, altrimenti potremo approfittare per la pausa pubblicitaria, nel caso vi chiedo un cenno. Sì, allora, pubblicità e poi andremo a capire un attimo come sta andando il contagio, insomma ci sono buone notizie, il contagio continua a calare. Ah, eccolo qua. Eccoci. Siamo in diretta? Sì. Siamo in diretta. Allora io vedo collegato il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, non so se mi sente. Sì, io sento, sì. Buongiorno. Perfetto. Allora, direttore Benazzi, leggevamo il bollettino di oggi del Covid in Veneto con un ulteriore calo della curva dei contagi, un po' un trend di questi ultimi giorni. Ce lo conferma anche per la Marca Trevigiana? Sì, assolutamente sì, stiamo calando anche i positivi. Diciamo che siamo a 2.312 positivi su 100.000, ricordo a tutti che eravamo arrivati quasi a 4.000, quindi decisamente anche il contagio si sta un attimo rallentando, anche i ricoverati, oggi siamo a 290 ricoveri e abbiamo 20 persone in terapia intensiva, quindi sì, decisamente stiamo calando e questo è un buon segno, lentamente ma calando. Quindi il famoso plateau di cui si parlava è stato raggiunto e forse comincia anche la discesa? O è già cominciata? Sì, diciamo che siamo ancora nel plateau. Io penso, come ho già detto altre volte, che potremo, come dire, pensare di calare in modo consistente dal 7-10 di febbraio, in modo tale da poter quindi poi posizionarci verso la fine di febbraio a pochi posti letto occupati e anche alla ripresa effettivamente di buona parte della vita normale sostanzialmente, perché credo che con l'inizio di marzo, se continua questo trend, potremo dire di aver superato il periodo più difficile. Tenga conto comunque che in età scolare abbiamo ancora il 31% di persone positive complessivamente e nei minori di 12 anni abbiamo una media che è ancora elevatissima, 4.940 positivi su 100.000, quindi i minori 0-12 sono quelli che sempre di più continuano a diventare positivi. Prova ne sia che effettivamente siamo in una situazione molto più pesante a livello di classi. Com'è la situazione classi allora nella Marca? La situazione classi nella Marca è che abbiamo ancora molte classi in quarantena, stiamo parlando dell'ordine ormai di 1900 classi in quarantena, quindi un numero elevatissimo, e questo fa anche pensare che perché calano le vaccinazioni 5-12 anni. Calano perché tanti sono i minori che sono in quarantena con questa fascia d'età e per cui ovviamente chi è in quarantena o chi è positivo non va a vaccinarsi.
Ecco, lei diceva appunto siamo in una situazione insomma, che potrebbe portare tra febbraio, insomma metà febbraio, a una considerevole svolta, diciamolo pure. Però ecco, resta in piedi il concetto che da sempre viene ribadito anche e soprattutto dal Veneto di cominciare a pensare al Covid anche a livello governativo come una questione ormai endemica e quindi di cambiare le regole. Sì, indubbiamente. Io non voglio essere troppo positivo, ma direi che potremmo pensare al Covid-19, quindi a SARS-CoV-2, perché stiamo parlando di un virus e non di una malattia, come l'influenza. Quindi ogni anno muterà qualcosa, ogni anno chi è a rischio, i sanitari o le persone fragili dovranno fare il vaccino, gli altri potranno tranquillamente condividerla come l'influenza, in modo tale da avere quei 2 giorni, 3 che stanno a casa con rinite, rinofaringite, febbre e poi ovviamente ritornare alla vita normale. Credo che arriveremo a questo, stiamo arrivando a questo. Adesso uscirà anche un farmaco importante fra poco che l'EMA porterà avanti, che assolutamente sarà un farmaco che andrà a ridurre i sintomi e a portare la persona subito ad essere efficace ed efficiente come prima, nonostante il Covid-19. Uscirà, immaginiamo, un vaccino che avrà le varianti, per cui credo che la strada che abbiamo di fronte sia una strada positiva, che ci fa vedere la luce finalmente. Senta, si arriverà secondo lei alla famosa quarta dose, anche se non c'è stato il via libera insomma, di EMA per adesso, la quarta dose non servirà oppure sì secondo lei? Guardi, io credo che la quarta dose, che mi auguro poi passi la tesi ormai anche di qualche virologo, che va fatta quando ci sono le varianti dentro, quindi verso ovviamente settembre, quindi ottobre, quando si fanno le antinfluenzali, perché credo che ormai il ruolo di questo vaccino sia quello appunto di bloccare la patologia, la malattia, come si fa con l'influenza. La lascio fra pochissimo, capitolo ovviamente sempre delicato, quello dei Novax. Da martedì scattano di fatto le multe per chi non si è vaccinato ancora degli over 50, parliamo dell'obbligo vaccinale over 50, c'è ancora a nord-est 160.000 persone insomma, che non si sono ancora vaccinate. Cosa dice? È uno zoccolo ormai impossibile da scalfire questo? Guardi, allora noi ne abbiamo circa 20.000, 22.000 ancora, ma credo che buona parte di questi si vaccineranno. Tenga presente che ci sono tanti positivi, che quindi sono diventati positivi, per cui si sono decisi a vaccinarsi. Ci sarà nella nostra provincia credo uno zoccolo duro di 10-12.000 persone che sono tra virgolette contrarie alla vaccinazione, e questi credo non li sposteremo mai dalle loro posizioni, questo è certo. Benissimo, grazie allora al direttore generale Benazzi, grazie davvero, insomma le notizie sono, scusate il gioco di parole, abbastanza positive, perché insomma il plateau, si è ancora nel plateau ma si comincia a scendere. Io ringrazio intanto, ci ha raggiunto il nostro ospite in studio Alessandro Manera della Lega, buongiorno. Grazie, buongiorno. Assessore all'ambiente e non solo del Comune di Treviso. Fra poco partiamo con la nostra dibattito politico e chiaramente sarà molto incentrato su Mattarella. Approfitto però di lei come assessore all'ambiente per chiederle, ieri abbiamo raccontato con il sindaco Conte la preoccupazione per l'aria inquinata e anche questo appello che è stato fatto ai presidi e ai dirigenti scolastici di pensare a uno stop delle ricreazioni per i bambini, ovviamente, quindi parliamo per la fascia più piccola, all'aperto. Diceva, ne parlerò con l'assessore Manera e con l'assessore Nizetto e poi ovviamente anche con i presidi. È una tempesta perfetta, da una parte l'esigenza di aerare per il Covid, dall'altra l'esigenza di proteggere dalle polveri sottili. Certo, come si suol dire quando piove diluvia, perché purtroppo questa è la situazione, e purtroppo non piove perché uno dei motivi
incentrati sul fatto che non ci sia questo alto valore di polveri sottili, è legato al fatto che non piove da parecchio tempo, anche in maniera un po' inusuale, e quindi sicuramente ha fatto benissimo il sindaco, e chiaramente ci siamo sentiti nel frattempo a incentrare la discussione almeno sulle fasce più piccole dei nostri piccoli cittadini, per evitare che escano in questo momento. Non vuole essere un effetto di allarmismo, questo no, però se si possono evitare pratiche diciamo non positive per la salute, sicuramente questa è una di quelle. Ci potrà essere una risposta importante dei presidi, secondo lei? Beh, i presidi sono sicuramente persone molto pragmatiche e quindi si rendono conto che per quanto noi possiamo fare, questa è la condizione, e sperando che il generale Iannicelli ci annunci pioggia, purtroppo in questa situazione dobbiamo rimanere. C'è da dire che man mano andiamo verso la stagione un po' più calda, quindi i riscaldamenti domestici andranno a calare, quindi progressivamente questo fenomeno dovrebbe attenuarsi. E lei ha dato un'occhiata un po' a Treviso, oggi c'è la giornata ecologica, come sta andando? Beh, ho visto tante biciclette, fortunatamente c'è anche un bel tempo, sono veramente contento. Ecco, queste sono le giornate ecologiche che noi abbiamo fatto quest'anno perché l'ordinanza della regione legata all'Unione Europea ce le imponeva. Potrebbe essere un pensiero che dovremmo rivolgere al futuro, perché soprattutto nei periodi un po' più caldi effettivamente che qualche domenica si possa andare in bicicletta non è così negativo, anzi assolutamente positivo. Purtroppo calate così è sempre un po' complicato. Noi abbiamo cercato di metterle in condizioni in cui ci sono altre attività all'interno di Treviso, perché chiaramente poi c'è l'esigenza dei commercianti dall'altra parte che vengono fuori da un periodo molto difficile, quello della pandemia, e quindi amministrare esattamente questo, far collimare tante esigenze diverse. Però ripeto, se il tempo tiene, secondo me ci si può pensare anche per il prossimo anno. Allora, non so, chiedo alla regia se poi gli altri ospiti si stanno collegando, perché così poi cambiamo argomento. Allora approfitterei per, visto che restiamo in tema di smog, non è ovviamente un problema solo di Treviso ma di tutto il Veneto, di tutta la pianura padana, quello dello smog. Allora c'è uno studio dello UAV sull'allerta PM10 nel comune di Venezia, uno studio sullo smog in 25 punti del centro storico, rileva un inquinamento sopra le soglie dell'OMS. Parliamo di Venezia. Allora vediamo questo servizio della redazione di Venezia con lo studio sullo smog a Venezia. I risultati rispetto alle soglie sembrano abbastanza inquietanti. Sapevamo che la qualità dell'aria non era esattamente ottima, non ci immaginavamo forse che la consistenza dei dati fosse così chiara rispetto a la stragrande maggioranza dei luoghi dove abbiamo testato l'aria, in cui effettivamente c'erano dei valori sopra la soglia anche in maniera rilevante. A Venezia non si respira aria buona. La città è inquinata e parecchio anche in laguna. 25 postazioni di rilevamento dislocate in varie zone del centro hanno infatti rilevato concentrazioni di biossido di azoto superiore alla media annuale raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 10 microgrammi per metro cubo. In 2 casi, alle Fondamente Nuove e all'Accademia, sono stati superati anche i livelli massimi raccomandati dall'Unione Europea, che ha linee guida molto più morbide, 40 microgrammi per metro cubo. Sono i risultati del progetto Aria Catalonia Venezia, presentato dall'Istituto Ramon Lull come evento collaterale della Biennale Architettura, con la collaborazione fattiva sul campo degli studenti dello UAV. Quanti studenti dello UAV hanno partecipato a questo progetto? Circa 35 studenti con 2 diversi strumenti, uno di tipo analogico e uno di tipo digitale, per cercare di capire le microvariazioni dell'inquinamento nella città di Venezia, appunto. Erano installazioni fisse che sono rimaste per circa un mese? No, erano in alcuni casi dei piccoli sistemi Arduino che sono rimasti però interni alle case, sui davanzali delle case, mentre gli altri erano di fatto delle provette agganciate a varie parti della città che hanno rilevato in maniera chimica le variazioni nella qualità dell'aria. L'unico rilevatore di smog a Venezia è in Rio Novo, per cui mancava del tutto un dato puntuale zona per zona dell'inquinamento in città. Oltretutto la campagna di misurazione si è svolta durante un periodo di pandemia con la città mezzo vuota ed è quindi probabile che i risultati ottenuti siano significativamente inferiori rispetto a prima del Covid-19. Peraltro diceva giustamente l'assessore Manera che è dell'ambiente, in quanto assessore all'ambiente, a Venezia la cosa particolare è che non ci sono le auto e quindi?
E quindi è quello che abbiamo sempre detto, che la grande influenza lo dà il riscaldamento domestico, tanto è vero che come amministrazione abbiamo investito 930.000 euro in cambio caldaie rispetto al 1,6 milioni complessivo mai investito sul Comune di Treviso. Il sindaco su questo ha fortemente spinto. Guardate, ARPAV la settimana scorsa ha fatto sicuramente un interessante studio che l'ha detto. Si sta abbassando la media dell'inquinamento, soprattutto delle PM10. Il problema è che ci sono sforamenti e picchi repentini per il fatto che la piovosità non è costante, che è un effetto completamente diverso. Peraltro, ho visto gli NOx, a Treviso per fortuna non abbiamo questo problema del biossido d'azoto. Allora, lasciamo l'ambiente ma entriamo in un altro ambiente, quello politico. Saluto e ringrazio Stefano Palloni, Partito Democratico, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. Emanuele Crosato di Forza Italia, buongiorno, buona domenica. Buongiorno e buona domenica. E fra poco si unisce a noi il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, che è stato insomma testimone diretto di quanto accaduto questa settimana. Quindi ritorniamo sul tema Mattarella. Abbiamo aperto facendovi sentire le parole di Mattarella, ma anche le parole dei leader politici e quant'altro. Allora, tante cose da dire su questa elezione. La prima cosa che vi chiedo a tutti quanti sinteticamente è un po' la domanda che si stanno facendo tutti, al di là di vincitori e vinti. Si sta dibattendo ovviamente se c'è stato un vincitore, si hanno perso tutti, cosa succederà nel centrodestra, cosa succederà nel governo. Come dire, un compito che vi assegno, dite agli elettori, insomma non necessariamente ai vostri, spiegate cosa è successo questa settimana a Roma, perché di fatto l'esito della votazione di ieri è di fatto la conferma di quanto si aveva già prima. Draghi premier, Mattarella al Quirinale. E molti si chiedono, ma questa settimana allora a cosa è servita? Partiamo dal centrodestra, poi sentiremo anche De Carlo. Manera, cosa è successo in questa settimana? Nulla, perché bisogna dire la verità, ci ritroviamo nella condizione precedente, però c'è un però. All'interno dei partiti secondo me questo porterà a un certo fermento all'interno di tutti i partiti, perché secondo me la trasversalità delle scelte non è stata così chiara, cioè all'interno di ogni partito ci sono stati secondo me movimenti di opinioni diversi. Abbiamo visto cosa è successo per esempio con il tentativo di elezione della seconda carica dello Stato, la Casellati, quindi secondo me questo porterà all'interno dei partiti dopo di questo delle riflessioni importanti, tutti, lo dico indipendentemente perché poi ho visto anche all'interno del PD, della Lega stessa, di Forza Italia, anche forse probabilmente di Fratelli d'Italia, ma se lo dirà uno dei testimoni di questo, ci saranno delle valutazioni. C'è da dire che non possiamo dire di essere contenti, perché se ci abbiamo messo una settimana per tornare al punto da capo, allora vuol dire che qualcosa non funziona. Poi è la seconda volta che avviene in maniera inusuale, era già avvenuto con Napolitano. Io mi auguro solo onestamente che nel suo discorso di reinsediamento il Presidente della Repubblica non tiri le bastonate che tirò a suo tempo Napolitano al Parlamento e tutti ad applaudire mentre li insultava. Ecco, questo Presidente della Repubblica sicuramente rispetto a Napolitano ha una plomb di rapporti un po' diverso. Pelloni, cosa è successo in questa settimana? Se lo dovesse spiegare in modo molto semplice agli elettori. Intanto diciamo una cosa, che il sistema di informazione, chiamiamolo le maratone dei telegiornali, hanno portato a una, diciamo così, frenesia nel vedere, nell'assistere, nel seguire tutte le vicende, tutte le trattative, che è stata forse un po' esagerata, cioè una carica importante come il Capo dello Stato decisa in 7 giorni, sinceramente non ci vedo nulla di male, cioè il Festival di Sanremo dura di più, per decidere la giunta di Treviso immagino che il sindaco Conte e l'assessore Manera abbiano messo più di 7 giorni e la giunta di Treviso durerà 5 anni, il Presidente della Repubblica ne dura 7, quindi stiamo tranquilli e insomma, senza preoccupazione, insomma, 7 giorni per decidere il Capo dello Stato mi sembra che siano una cosa seria, ecco. Mi avrebbe stupito se fosse durato 2 giorni, ecco. Dopodiché abbiamo assistito al suicidio del centrodestra e questo mi sembra visibile a tutti, cioè il PD ha sempre detto per noi Mattarella sarebbe la soluzione ideale, dopodiché auspichiamo un nome condiviso che deve essere espressione di tutti. Il centrodestra fino a domenica scorsa aveva solo un nome in campo, che era quello di Berlusconi.
che mi sembra insomma che qualsiasi cittadino normale possa avere delle perplessità sul nome di Berlusconi come Presidente della Repubblica. Il centrodestra ha insistito e quindi non si è trattato fino a domenica scorsa, perché c'era il centrodestra che sosteneva unitamente il nome di Berlusconi. E vabbè, dopo tramonta il nome di Berlusconi e il centrodestra comincia, Salvini soprattutto, comincia a tirar fuori dei nomi in maniera davvero velocissima, repentina, senza condividerli con nessuno o condividendoli con tutti sui giornali, sulla stampa, in televisione, fino alla prova di forza, sinceramente inspiegabile per quanto mi riguarda, un suicidio in diretta del capo del Presidente del Senato, una figura che dovrebbe essere terza, che decide in maniera del tutto avventuristica, in maniera del tutto casuale, insomma, di candidarsi, ma non come sarebbe stato magari comprensibile, con una condivisione da parte di tutto il Parlamento, ma con una condivisione solo di una parte. E poi è andata a finire che gli stessi di centrodestra, i franchi tiratori, l'hanno bocciata. E quindi dopo lì è andato tutto in stallo e non è venuto fuori nessun nome che fosse un nome condiviso da tutti. Io sinceramente sono contento di come è finita, lo dico con tranquillità, perché penso che sia un elemento di stabilità e di credibilità internazionale avere Draghi al Presidente del Consiglio e Mattarella Presidente della Repubblica. Sono contento di questa soluzione. È chiaro che bisogna risolvere il tema della rielezione del Presidente della Repubblica, perché badate bene, io penso che i costituenti, quando avevano dato un mandato di 7 anni per il Presidente della Repubblica, non intendevano una rielezione, però salvo casi di emergenza per cui sarebbe la seconda emergenza consecutiva questa. Sarebbe la seconda emergenza consecutiva. Sì, appunto, e questo secondo me è un problema, sinceramente. Però è un problema della classe politica in generale, cioè non è un problema dei partiti, è un problema che non esistono più i partiti, salvo forse il Partito Democratico, che è l'unico che secondo me ha fatto una figura dignitosa, gli altri si sono... Grazie Pelloni. Facciamo... grazie. Il Partito Democratico ha parlato solo Letta, non ha bruciato i nomi in maniera del tutto casuale sui giornali, non ha bruciato le figure istituzionali del paese, non ha bruciato persone a caso e insomma siamo arrivati a questa situazione. Allora... insomma, però dicevo che è un problema della classe politica di selezione della classe dirigente. Non abbiamo probabilmente più in Parlamento delle persone così di qualità che riescono a trovare delle figure terze come lo è stato Mattarella, perché badate bene però che il tema è che questo Parlamento eletto nel 2018 era un Parlamento che voleva uscire dall'euro e che voleva fare i grillini, l'impeachment al capo dello Stato, e poi sono finiti per rieleggerlo. Mi faccia sentire un attimo De Carlo, perché sentivo che borbottava. De Carlo, e poi sentiamo che è Crosato. De Carlo. No, insomma, ho ascoltato un po' Fantasilandia, mi sembrava cronache di un altro mondo, insomma. Esiste solo un partito in Italia e è il Partito Democratico. Bene, allora in Veneto non c'è nessun partito, perché non mi risulta che il Partito Democratico in Veneto abbia percentuali tali da poter essere riconosciuto come un qualcosa di qualche maniera che incida. Ma io ho visto un altro film, sinceramente, adesso con rispetto per Mattarella, che fino a ieri ha dichiarato che non era disponibile e che secondo le cronache proprio quelle stessi mezzi di informazione che magari adesso osteggiamo perché hanno dato troppe notizie, aveva già fatto i cartoni per venire nel suo dorato riposo del Senato, insomma, e quindi credo che al di là di questo si sia visto un film decisamente differente. Insomma, si è vista la plastica rappresentazione della conservazione della specie, e cioè deputati al di fuori addirittura delle logiche di partito, perché guardate che molti leader dei partiti, a cominciare proprio da Letta, non avrebbero visto proprio malissimo le nuove elezioni, anzi probabilmente avrebbero portato in Parlamento una stuoia di persone più a loro sicuramente vicine. E quindi ha prevalso invece quello che qualcuno ieri si appellò addirittura la saggezza del Parlamento, cioè quello spirito di autoconservazione per il quale si baratta volentieri 7 mesi di
proseguimento della legislatura con 7 anni di Presidente della Repubblica. Mi pare che questo sia quello che è accaduto. Dopodiché, all'interno di tutto ciò, è vero, c'è stata una brutta gestione da parte del centrodestra, tatticamente e strategicamente, della questione. Il primo errore è stato quello di far credere agli italiani di avere i numeri per poter eleggere un Presidente della Repubblica, quando non era così. Noi potevamo incidere, ma non potevamo decidere. E invece abbiamo raccontato, magari non noi, altri hanno raccontato una storia totalmente diversa. Quando siamo andati al vedo, e prima o dopo si sarebbe dovuti andare al vedo, no? Cioè un candidato di centrodestra in una chiama lo avremmo dovuto supportare, abbiamo visto che c'era qualcuno che giocava già nell'altro campo, cioè c'era qualcuno che già con la stessa maggioranza del governo Draghi intendeva eleggere un Presidente della Repubblica. Non è stato un suicidio, è stata semplicemente la dimostrazione di come apparentemente il centrodestra potesse sembrare unito, in realtà una parte di centrodestra già lavorava per una soluzione alternativa. Dopodiché, ragazzi, i numeri sono impietosi. Fratelli d'Italia, che ha mantenuto la barra dritta e che alla fine ha votato Nordio aggiungendo quasi 40 voti rispetto ai propri, noi ne avevamo 62 ieri in aula, siamo usciti con 90, significa che qualcuno oltre a noi ha votato per Carlo Nordio, tra l'altro persona assolutamente stimata da tutti, tant'è che oggi io vi passerei il mio telefonino per leggere quanti sono quelli che ci ringraziano per aver tenuto la posizione su Nordio, ma anche una posizione differente rispetto a un inciuccio galattico che abbiamo visto in questa settimana. Ripartiamo da qua. Sì, dica. Io faccio il sindaco e preferisco lavorare 7 giorni in comune che rimanere 7 giorni. Lo ha detto anche Ciambetti ieri, ha detto me ne torno in Veneto fuori dai bizantinismi di Roma. L'inciuccio galattico, Crosato, Forza Italia è stata la prima, diciamo, a sganciarsi un po' dopo l'ipotesi di Belloni, dicendo facciamo autonomamente. Forza Italia? Guardi, io da amministratore locale penso che, altro che 7 giorni, forse in qualche ora troviamo una soluzione, e vedo anche gli altri amministratori locali come Alessandro, quindi quando poi dobbiamo decidere e quant'altro ci mettiamo ben poco e abbiamo già le idee chiare quando arriviamo poi a fare le scelte. Quindi ho già visto e abbiamo visto un impasse totale del Parlamento. Forse anche un Parlamento che è proprio lontano da quello che è la nostra normale attività odierna. Forza Italia è partita da sabato scorso, quando il Presidente Berlusconi ha chiarito che lui non era disponibile ad essere Presidente della Repubblica, non perché non lo volesse, lo sappiamo tutti che ci teneva e lo ha sempre fatto capire, però come abbiamo visto anche oggi era un elemento divisivo, questo lo ha capito e da grande statista ha deciso di togliersi di mezzo. Da quel momento lì non c'è stata più un'unione nel centrodestra, molto probabilmente anche guardando a quello che è adesso il centrodestra, ovvero a quella compagine di centro che hanno preso i voti all'interno dei nostri partiti e poi si sono spostati, hanno creato questa difficoltà nell'arrivare ad un'unione. Molto probabilmente manca un vero leader nel centrodestra, che lo era Silvio Berlusconi, lo saranno forse, ma in questo momento non lo sono né Matteo Salvini né Giorgia Meloni, e questo ha creato questa difficoltà, una difficoltà di arrivare a una sintesi, tant'è che dopo praticamente 7 giorni è dovuto tornare in campo ancora Berlusconi da San Raffaele, mi dicono dal letto dell'ospedale, per fare una telefonata a Mattarella per cercare di convincerlo, ma soprattutto di dire che aveva il suo appoggio nella ricerca di dare una stabilità al Paese, perché come sappiamo tutti il governo Draghi ha delle riforme da fare, ha delle operazioni importanti anche per i nostri comuni da
da attuare, quindi credo sia stata l'opzione più giusta nel marasma totale di questi 7 giorni. Restiamo nel centrodestra, perché poi adesso sarà interessante, lo chiederò anche a De Carlo ovviamente, capire che riflessi ci saranno dopo questo voto. Questo voto insomma chiaramente cambia molte cose, lo si diceva prima, e forse certe cose insomma non tornano più indietro, non lo sappiamo. Però all'interno del centrodestra, all'interno della Lega c'è una tensione, perché sappiamo ieri le parole di Giorgetti che minacciava le dimissioni, e sembra che insomma la leadership, lo si diceva, di Salvini, della coalizione tramonti. Cosa ne dice? Perché chiaramente il kingmaker non è riuscito a farlo, insomma, ecco. Allora intanto dico cosa penso io, e a me Nordio sarebbe piaciuto, lo dico sinceramente, lo dico proprio esplicitamente. Peraltro finalmente un veneto, e io ne vado fiero di questo. È una persona, sicuramente avrebbe avuto i requisiti, quindi meglio Nordio della Casellati, secondo lei? Come se stiamo sui veneti. Allora, Veneto della Casellati, dai. Vabbè, sì, sì. Sì. Allora, io ho avuto l'onore di conoscere Nordio di persona, di parlarci, sentire, e quindi dico, la Casellati non ci ho mai parlato di persona, quindi non la conosco. Nordio sicuramente è una persona che io stimo molto, e quindi mi sarebbe piaciuto. È chiaro che, ripeto, anche dentro la Lega ci saranno delle riflessioni, perché peraltro è palese l'uscita di Giorgetti, perché chiaramente qui bisogna anche discutere su qual è stata la strategia. Ecco, io vorrei dire ai colleghi che immagino, il senatore chiaramente, ma certi tipi di trattative saranno state fatte anche prima degli ultimi 7 giorni, non credo che siano ritrovati quel giorno, cosa facciamo oggi, leggiamo il Presidente della Repubblica, cioè sarà stata una trattativa lunga mesi, e non credo che tutto sia stato fatto in diretta sulla maratona di Mentana, mi scusi la trasmissione, però ecco, credo che c'erano state delle trattative. È chiaro che, diciamoci anche un'altra cosa, e qui vedo gli amministratori locali, con questa legge elettorale, per come è fatta la configurazione del Parlamento, a differenza di un Consiglio comunale dove hai una maggioranza schiacciante, ritroveremo questo problema continuamente, perché nella formazione del governo, in qualsiasi scelta importante, come sono fatti gli ultimi due, diciamo, Senato e Camera, nelle ultime 2 legislature, probabilmente questa legge elettorale, è questo il motivo, non c'è mai una maggioranza schiacciante, quindi basta una piccola percentuale centrale che, spostandosi, cambia sempre l'asse, perché i numeri sono quelli. Perché poi cosa ha fatto il PD? Sì, ma il PD a ogni rielezione un suo ex segretario fonda un nuovo partito dentro il Parlamento, quindi che non facciano tanto perché se vuole gli elenco Renzi, Bersani, tutti i segretari del PD, staccano una costola, creano un'altra posizione all'interno del Parlamento, non all'esterno, e poi cominciano a fare questo gioco di spostamento. Quindi ognuno ha le sue, fra virgolette, i suoi problemi in casa. Però ecco, Pelloni, non facciamo i santerellini e le verginelle, perché, ripeto, 2 segretari del PD, ex segretari del PD, all'interno del Parlamento, eletti con i voti del PD, hanno fatto giochi diversi. Quindi adesso facciamo Pelloni, la faccio rifregare fra pochissimo. Volevo restare un attimo sul centrodestra e poi le lascio la parola. Per quello che ci può dire, ovviamente, l'umore della base della Lega com'è? Perché non deve essere, come dire, proprio ottimale in queste ore. Diciamo che il morale è abbastanza basso. Nei confronti di Salvini? No, ma non è nei confronti di Salvini, poi, perché chiaramente Salvini è sicuramente il segretario, però avrà anche uno spirito di convincimento verso i suoi, sono tanti parlamentari della Lega. Ma ripeto, forse è stato l'errore, se posso dire, è stato quello di far credere, e sono d'accordo con De Carlo, che avevamo i numeri per forzare questa elezione. E probabilmente questi numeri non c'erano numericamente parlando, quindi forse bisognava volare un po' più sotto traccia e far le mosse a chi i numeri ce li aveva, che erano il PD e il Movimento 5 Stelle, perché anche il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle è completamente diviso in 2 adesso, si avvicina a una scissione di fatto. Loro avevano i numeri, loro dovevano essere quelli a fare la prima mossa, cioè la Lega ha cercato di coagulare quello che era il centrodestra, anche sulla Casellati, onestamente non è andata bene, perché chiaramente una parte del centrodestra non ha votato per lei, perché altrimenti i numeri non tornerebbero. Bisogna fare una riflessione su chi è stato, però io noto una cosa. Vabbè, facciamo presto, tu eri là, insomma, vi parlate mentre bevete un caffè. Tutti i gruppi hanno scritto Elisabetta Alberti Casellati in maniera diversa. Lo sanno benissimo. 12 modi diversi. Lo sanno benissimo a Crosato, glielo potete chiedere.
Ecco, quindi... è stata Forza Italia, lo dico io che non c'entro niente, è stata Forza Italia. Adesso sentiamo Crosato, adesso sentiamo anche Crosato. Quando Belloni avrà messo in pace le 4 anime del Partito Democratico che si sono confrontate astrali e come in transatlantico, salvo poi convergere su Mattarella che rappresenta appunto la conservazione della specie, allora potrà venire a parlare anche di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Faccio replicare Belloni. Faccia analisi al PD. Allora, un attimo solo, allora diceva? Ma De Carlo non ci può mandare uno di questi filmati fatti in transatlantico col cellulare? Così sarebbe fantastico. Ma ti riempio, te ne faccio vedere più di uno appena ti vedo. Vabbè, no, ma me lo giri anche a me però, vabbè. Allora, al prossimo rugby ti faccio vedere i filmati. Grazie. Va bene. Allora, adesso voglio sentire anche Crosato e poi anche ovviamente Pelloni con 2 repliche. Una cosa però, restando sul centrodestra, della cosa che mi preme capire. Allora, noi siamo abituati spesso a vedere questa schizofrenia di quello che accade a Roma e di quello che accade nei nostri territori. C'è una Lega che governa insieme a PD e Forza Italia, c'è un Fratelli d'Italia che è all'opposizione, qui la situazione è ribaltata, lo sappiamo, tranne i rari casi, ricordo Conegliano, eccetera. Però una cosa come ieri e quelle parole molto dure di Giorgia Meloni di ieri, che ha parlato di 7 mesi barattati per 7 mesi di stipendio, che ha parlato di un centrodestra che va rifondato, di uno spettacolo ignobile, eccetera, eccetera. Quindi parole molto dure. Il famoso tweet Salvini dice sì a Mattarella, non voglio crederci. Ecco, questa rottura che è chiara, che riflesso avrà a livello territoriale? Perché è vero che tante volte c'è stata rottura, c'è stata incomprensione, che tensione molto forte, ma poi qui si ricompatta un po' tutto perché ci sono altre logiche. Però quello che è accaduto ieri sembra un po' diverso, sembra un po' una cesura, c'è un prima e un dopo forse quello di ieri, quanto è successo ieri. Allora cosa accadrà a livello territoriale? Intanto cosa accadrà a livello di elezioni, ma quelle sono più avanti. Ci sono delle elezioni amministrative fra poco alle porte. Cambierà qualcosa nei rapporti tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia? Qualcosa è già cambiato in passato tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma tra Lega e Fratelli d'Italia cambierà qualcosa? De Carlo. Intanto iniziamo col dire, insomma, la Meloni ieri è rimasta giustamente, come noi tutti del resto, un po' delusi dalla fase finale della strategia. Prima l'avevamo concordata, fino a noi eravamo aggiornati praticamente quotidianamente sui vertici che si tenevano durante la notte spesso, e quindi la mattina venivamo aggiornati con quelle che erano le decisioni prese. Chiaramente dall'episodio Casellati in poi, ripeto, facilmente verificabile quali siano stati i voti mancanti. Dare la colpa ai centristi è giusto, perché avevano promesso che dalla seconda votazione poi non l'avrebbero votata, in realtà non l'hanno votata nemmeno la prima, però c'è una grande parte anche del partito della Casellati che se l'è impallinata in maniera chiara, quindi non facciamo fatica, insomma è tutto documentabile. Credo che la Casellati, che tra l'altro seguiva lo spoglio in quanto seduta a fianco del presidente Fico, credo che a lei siano subito chiare le dinamiche. Detto questo, io purtroppo capisco l'imbarazzo dei miei colleghi oggi della Lega, perché oggettivamente sono un po' in difficoltà rispetto a tanto elettorato che giustamente non capisce perché ci sia un centrodestra che governa assieme e bene in tante regioni, in tanti comuni, in tante situazioni, e poi dopo ci sia una parte di centrodestra che magari scappa e esce. Su Forza Italia ormai credo che si sia un po' depositata e abbia decantato questa visione secondo la quale ci sia uno spostamento di Forza Italia un po' più verso, non dico il centro, ma quasi in sintonia piena con il PD, quasi fosse un nuovo Nazareno, per cui ci stupiamo molto meno di quello che è accaduto. La Lega purtroppo è rimasta anche lì schiacciata tra una logica di governo Draghi e una logica di centrodestra, è riuscita, ha provato a mantenere, come chiedevamo noi forte, di mantenere quell'alleanza fino alla fine, tentando comunque di portare al tavolo un nome che poi potesse intercettare anche il gradimento delle parti meno controllabili degli altri partiti. Però ripeto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi partito che non fosse il nostro, e anche la Lega probabilmente, è veramente stata dominante la logica della paura di andare a casa, e questo va detto, insomma va stigmatizzato anche. Quindi da lì diventava difficile anche per i leader dei partiti governare certe situazioni. Se voi andate a vedere i dati, i numeri dei voti di Fratelli d'Italia corrispondono sempre al blocco di Fratelli d'Italia. Gli altri
non sempre. Cosa accadrà sui territori? Ecco. Innanzitutto facciamo una premessa, insomma, diciamo che sì, il Presidente della Repubblica l'abbiamo eletto in 7 giorni e se fosse per noi di Fratelli d'Italia, che siamo per il presidenzialismo da sempre, gli italiani tutti, e non solo 1009 italiani di cui io ho avuto l'onore di essere parte, lo avrebbero eletto in un giorno solo. Detto questo, però, dico ai miei amici amministratori locali, di cui mi onoro di far parte da quasi 20 anni, non è che quando noi facciamo trattative sui territori riusciamo a chiudere le quadre sui comuni in meno di 7 giorni, perché lasciando perdere Conegliano, dove abbiamo fatto abbastanza casino, e quindi non citiamolo come esempio, ma se citiamo qualsiasi altro comune, viva Dio se le trattative durano più e ben più di una settimana. Vero. Quindi non facciamo i verginelli rispetto a questi temi, perché sennò sembra che gli amministratori locali sono tutti bravi. No, io quando faccio il sindaco sono bravo, quando vado a Roma mi rincoglionisco automaticamente e non riesco a trovare la sintesi in 7 giorni. Dai, però la domanda è un'altra. Io vi auguro che possiate rincoglionirvi anche voi tanto come me e fare gli amministratori locali e poi venire anche a Roma a rappresentare la nazione. Me lo auguro, perché è un'esperienza De Carlo, la domanda è un'altra. La domanda è: voi fra poco vi ritrovate? Zanetti, vedi come sto cercando di sviare? La sta sviando. La domanda è: la sta sviando. Vi ritrovate? Facciamo così: vi ritrovate come l'uomo comune può immaginarselo? Vi ritrovate? Bene, ciao. Dobbiamo decidere qui. Cosa vi dite? Cioè, l'eco di Mattarella non arriva? Arriverà sicuramente, però io oggi ho fatto una dichiarazione su un giornale molto chiara. Io credo che in questo momento, dove il centrodestra va ricostruito, vada ricostruito sì sulla politica ma anche tanto sui rapporti umani. Siccome io ho degli ottimi rapporti umani con il coordinatore della Lega Stefani, con il mio amico Manera anche, con Mario Conte non ho mai avuto un problema. Io credo che gente che condivide tanti ideali possa comunque ritrovarsi. È una battuta d'arresto, è anche per noi un motivo di riflessione che io farei non a caldo, perché a caldo siamo tutti un po' incazzati. Tra noi che siamo arrabbiati con la Lega perché magari non ci ha seguito fino in fondo, la Lega che è giustamente pressata da tanti cittadini che sono arrabbiati con loro, io lascerei decantare un po' e poi insomma una quadra la troveremo sempre, perché comunque siamo affini e sappiamo che né noi né loro amministriamo nulla da soli, o meglio in pochissime parti. Credo che una quadra sulle cose che ci uniscono la dobbiamo trovare, ecco, questo è il mio auspicio, ma credo che Manera possa dirvi assolutamente la stessa cosa. Manera, quindi diciamo che si può ricompattare il centrodestra partendo proprio dalle amministrative, può essere questo il messaggio? Allora, diciamola così, abbiamo bisogno di un bel terzo tempo qua, perché dobbiamo vederci, sederci, calmarci, magari cioè secondo me è proprio... Perché partendo dai territori, che non vuol dire adesso il comune è così piccolo, perché l'ho detto prima io, nelle trattative vanno avanti mesi, si litiga, non ci si mette d'accordo, si torna indietro, quindi queste cose succedono, figurarsi per il Presidente della Repubblica, dove peraltro il voto è segreto, quindi è ancora più complesso anche per i leader mantenere, perché potete immaginarvi com'è. Però secondo me ci vuole veramente un bel terzo tempo, sedersi e dire va bene, qual è la strategia? Peraltro, secondo me, una delle prime strategie forse è esattamente la legge elettorale, perché altrimenti torneremo sempre in questa discussione in cui la cosa cambia, cioè, se è successo già con Napolitano, in cui poi abbiamo fatto un governo che era Lega, il giro dopo abbiamo fatto un governo che era Lega, Movimento 5 Stelle, poi Movimento 5 Stelle e PD, poi un governo di tutti perché non ce l'avevamo. Probabilmente il Parlamento non ha una rappresentazione maggioritaria all'interno per mantenere questo, cioè è un dato di fatto, perché per ogni cosa, governo, Presidente della Repubblica, c'è uno spostamento in tutte le direzioni. Devo riconoscere a Fratelli d'Italia aver tenuto sicuramente la barra molto dritta in questo periodo, però dico all'amico, veramente all'amico, che quando anche loro avranno un gruppo così importante dentro il Parlamento, lo sa anche lui che poi le logiche cambiano, perché se sei in 5, 10, 20, quando diventi grande come è il PD, allora lì tutti hanno sempre avuto qualche problema. Non è un consiglio comunale, è molto diverso. Non vedo l'ora di avere quel tipo di problemi. Sì, ma sicuramente. Allora, fatemi sentire Crosato e poi andiamo da Pelloni che deve replicare a un po' di cose. Crosato, allora, ha puntato il dito, insomma, è chiaro, il mirino Forza Italia per la questione Casellati, un De Carlo che dice, insomma, Forza Italia ormai è quasi fuori ormai dal centrodestra. Cosa dice? Bah, che io non ho le sue stesse certezze, in primis perché ero Cisalto e non ero a Roma,
e anche perché comunque l'elezione è segreta e quindi è difficile andare a ricercare colpevoli e quant'altro, e poi è uno sport inutile, quindi ormai è passato, era una misura comunque, in quel momento lì si voleva vedere quanto poteva resistere e quindi non certo per eleggerla in quel momento. Poi sapeva benissimo l'onorevole che sarebbero mancati i centristi e quindi era un'esperienza che è fallita, e così è stata bruciata anche una persona diciamo stimabilissima e anche con una storia lunghissima, quindi secondo me era anche inutile andare a esasperare la cosa. Per quanto riguarda invece il territorio, io dico sempre che Forza Italia è l'elemento che stabilizza tutto il centrodestra. Abbiamo visto in tanti comuni dove noi portiamo competenze, ma soprattutto portiamo il voto dei centristi, dei moderati, e sono sicuro che troveremo una quadra su tutti i prossimi comuni, quindi non mi preoccupo. Poi quando siamo sul territorio riusciamo sempre a trovare una sintesi sulle persone più importanti e migliori. Il problema è che è appunto questo: quanto ancora l'elettore può restare con questa come dire, sballottato tra queste due cose, perché è già successo, però è l'ennesima dimostrazione che c'è un centrodestra romano e un centrodestra territoriale. L'elettore alla fine poi si stufa, no? De Carlo? Purtroppo, oltre che stufarsi, sicuramente gli si crea confusione. Ecco, per cui per quello che auspichiamo anche di andare velocemente ad elezioni, sperando di non cambiare la legge elettorale, altrettanto, questa a noi non va bene. Se dobbiamo cambiarla, cambiammola col maggioritario. Se dobbiamo cambiarla col proporzionale per garantire ancora al PD di poter stare al governo perdendo tutte le ultime elezioni, allora direi che il quadro loro se lo sono fatti benissimo. Si cambia la legge elettorale, possono stare al governo con chiunque facendo una maggioranza dopo, hanno sicuramente l'arbitro che è arbitro ma è un esponente del PD, difficilmente perdono la possibilità di stare anche nel prossimo governo. Noi invece, che crediamo che i governi sarebbe meglio se li scegliessero gli italiani, auspichiamo, ho sentito Manera dire la stessa cosa, ma non ho assolutamente un dubbio che sia il contrario, che chi sceglie chi va a votare sappia già il giorno dopo, come nei comuni, chi governa e chi non governa. Però il nostro è un auspicio, ormai sembra quello che diciamo noi sembra essere diventato una cosa lunare, no? Qualcosa che non ha più senso. Invece credo che abituare la gente a questo tipo di inciuci non faccia bene alla democrazia. Dopo sui territori ovviamente ci ritroviamo con leggi maggioritarie come quella del sindaco, dove uno deve scegliere tra una parte e l'altra e l'elettore va in chiara confusione, è un dato di fatto oggettivo. Per cui a me va benissimo che tanti brave persone che io conosco, a cui voglio anche bene, di Forza Italia, dicano e vogliano rimanere nel centrodestra, lo dimostrino, e noi non saremo certo noi a chiudere le porte al centrodestra, ci mancherebbe. Noi siamo da sempre, non so se è vero che Forza Italia è l'equilibratore della coalizione, sicuramente so che in tantissime parti, sono sicuro, Fratelli d'Italia è il collante di quella coalizione, perché quando qualcuno pensava di voler governare da solo perché era così forte, noi gli dicevamo: guarda che la politica è fatta anche di tante cose più piccole che stanno assieme. Quando qualcuno invece voleva schizzare da altre parti, noi abbiamo detto sempre: manteniamo il centrodestra unito, perché in questa nazione, e in Veneto a maggior ragione, la gente è maggioritariamente di centrodestra, quindi noi dobbiamo rappresentarli. Dopodiché, se vanno in crisi un po' la Lega e se va in crisi un po' Forza Italia, eccoci qua, pronti ad accogliere chiunque ovviamente sia deluso. Va bene, allora la pubblicità e poi ripartiamo da Stefano Pelloni. Rieccoci in diretta. Allora ripartiamo da Stefano Pelloni del Partito Democratico. Il Partito Democratico è chiamato in causa un po' da vari interventi. Pelloni, la disamina degli ospiti come la trova? No, allora mi sembra che anche la mia scarsa partecipazione sia comprensibile al dibattito di oggi, perché davvero penso che il tema sia tutto interno al centrodestra. Devo dire che De Carlo, che a me piace sempre ricordare, perché io lo ammiro moltissimo, perché penso che sia uno dei pochi, forse l'unico parlamentare che è stato prima
deputato, poi senatore nella stessa legislatura, e quindi per me è un grande, però ho grande stima. Ho grande stima del lavoro del Parlamento, e quindi lui per me ne incarna la massima sintesi. Io non definirei un inciucio galattico quando i partiti si mettono d'accordo fra di loro, destra e sinistra, per eleggere una figura, il Presidente della Repubblica, che deve rappresentare l'unità nazionale. Ma questo imbarbarimento del linguaggio, della politica, penso che non aiuti, e penso che ci porti alla situazione che stiamo tutti vivendo oggi. Non possiamo definire inciucio galattico la scelta del Presidente della Repubblica. Anzi, forse se lui e i suoi colleghi avessero fatto a meno di pensare che scegliere fra destra e sinistra insieme il Presidente della Repubblica non sarebbe stato un inciucio galattico, ma sarebbe stata la normalità, e non avessero invece creduto che ce la facevano da soli e dovevano andare avanti da soli perché ora toccava al centrodestra scegliere il Presidente della Repubblica, forse la cosa sarebbe andata diversamente, forse avremmo un altro Presidente della Repubblica eletto. Insomma, io cercherei di anche cambiare il linguaggio. Non si tratta di un inciucio galattico, si tratta di ammettere probabilmente che oggi la destra non riusciva a trovare una coesione al suo interno, e quindi l'unico modo per uscire dall'impasse che ha creato la stessa destra e lo stesso Salvini, perché lui è il responsabile di tutto ciò, sia stata l'elezione di Mattarella, insomma. E quindi su questo il Partito Democratico mi sembra che sia stato davvero il baricentro, il punto di equilibrio, ma senza neanche, diciamo così, esporsi in maniera... Il Partito Democratico aveva fatto i nomi di Draghi, di Mattarella e di Casini. Basta. Ha detto: volete qualcuno di questi? Io sinceramente penso che non sarebbe stato difficile, e forse se il centrodestra a guida non Salvini ma Zaia avrebbe scelto Draghi, e oggi ci troveremo come Presidente della Repubblica per i prossimi 7 anni Draghi. Salvini si è impuntato, secondo me, e lì poi dopo non so come sia andata, però sì, sinceramente penso che la trattativa così come è stata gestita, quindi no all'inciucio, ce lo facciamo noi col centrodestra, il centrodestra fa il blitz e ce la farà, e al massimo raccogliamo qualcuno che non è compatto dal Partito Democratico, non è riuscito, e oggi gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e sono la perfetta manifestazione dell'incapacità di assumere delle responsabilità e scelte da parte del Parlamento. Però io penso che non tutti all'interno del Parlamento, diciamo così, si debbano assumere le stesse responsabilità, perché alcuni più di altri non sono stati in grado di assumersi scelte, insomma. Non parlo di Fratelli d'Italia su questo, perché Fratelli d'Italia nella loro coerenza estrema sono sempre stati molto coerenti, quindi non ho nulla da dire su Fratelli d'Italia. Sono altri che forse, visto che si governa insieme nel quotidiano, non capisco perché sia così difficile scegliere insieme il Presidente della Repubblica. Insomma, mi sembra quasi lapalissiano, mi sembrano discorsi che i cittadini non riescono neanche a comprendere, perché un cittadino medio dice: ma caspita, ma governi tutti i giorni con Draghi, con il Partito Democratico, con Forza Italia, con i 5 Stelle, e non riesci a sederti attorno a un tavolo per decidere insieme il Presidente della Repubblica? Ma cos'è che vi divide così tanto? E quindi su questo sinceramente penso che tutta la trattativa si sia incastrata, e poi dopo l'unico punto di mediazione sia stato il nome del Presidente della Repubblica, che ringrazio ancora per la sua disponibilità estrema, ecco, insomma, e aveva altri piani, è vero, e purtroppo non si è riuscito a realizzarli. Malera dice, così fa un po' il paio con quanto diceva prima De Carlo, dice Pelloni: forse un'altra leadership della Lega, ha fatto il nome di Zaia, ci sarebbe stato qualcosa di diverso. È un problema di leadership a questo punto del centrodestra? È un po' il discorso che si faceva prima? Ma no, non è una questione di leadership, è una questione semplicemente dei numeri, come dicevo prima. Il Parlamento ha una eterogeneità che porta a queste situazioni. Se avessimo un sistema maggioritario in cui sicuramente il centrodestra o il centrosinistra avesse un numero di parlamentari tali da prendere una decisione autonoma, questo non avverrebbe. Cioè, è inutile, perché poi io vorrei ricordare
i famosi 101 quando dovevano eleggere Prodi, adesso, perché altrimenti guardate che Bersani si è dimesso, Bersani si è dimesso dopo i 101. Bravo, Bersani si è dimesso il giorno dopo dei 101. Bravo, ha fatto bene. Allora, perché non, ha fatto bene, ha fondato un nuovo partito, non si è dimesso. Scusami, Belloni, il problema era proprio quello che qui c'era la paura che qualcuno si dimettesse il giorno dopo e essere in grado di fare un governo nuovo, per cui tutti a casa. Mattarella, mi scuso se ho usato inciuccio galattico che posso, tengo tra me, non lo dico più, uso compromesso al ribasso, che probabilmente è più politically correct ma dice sostanzialmente la stessa cosa. Mattarella è stato il minimo comune multiplo semplicemente per il fatto che garantiva che non si toccasse nulla, perché se si fosse toccato qualcosina ci sarebbe scatenato un effetto domino, per cui quando si inizia una crisi al buio non si è sicuri dove porta quella crisi, per cui candidare Draghi, che poteva essere il candidato della maggioranza che lo sostiene, cosa assolutamente naturale, qui convengo assolutamente con Belloni, ha ragione, perché se un candidato, a parte che è tutto una cosa abbastanza strana, probabilmente è accaduto solo a Ciampi, il fatto che uno facesse il primo ministro e poi fosse candidato al Presidente della Repubblica, e forse anche i padri costituenti non solo si sarebbero un po', diciamo così, meravigliati anche di questa operazione, oltre a quella di un secondo settennato, però era nella logica delle cose che uno che viene sostenuto da tutti possa essere candidato. In realtà questo metteva molta ansia e molto turbamento a tante forze politiche, ma soprattutto a tanti incontrollabili all'interno del Parlamento oggi, perché questa legge elettorale, ha ragione Manera, che non ha voluto la Lega e non ha voluto nemmeno Fratelli d'Italia, oggi non consente la governabilità. È una legge elettorale fatta perché ci si metta d'accordo dopo e non prima. Esatto. E quindi questo noi dobbiamo cercare di contrastare. Una chiara legge maggioritaria con un bel premio di maggioranza dove ci si indichi prima chi va a governare. Dopodiché chi governa male cade, perché ovviamente perde anche i deputati che ha, ma se alla fine dei 5 anni, come ogni sindaco, viene valutato sulla base del lavoro. Punto. Dopodiché non è la visione di tutto l'arco parlamentare? Probabilmente no, altrimenti l'avrebbero già fatta. E quindi se adesso andiamo a un sistema proporzionale vedremo ancora più acuita tutto questo casino che segnala giustamente Manera, e quindi la possibilità di risolvere anche un tema delicato come il Presidente della Repubblica, che ricordo non è che sia da sempre oggetto di convergenze tra destra e sinistra, anzi, insomma, mi pare che questa è stata la seconda volta che Mattarella è stato in questo suo secondo mandato il secondo più votato, solo Pertini mi sembra fu più votato di lui, però rappresenta in questo caso, ripeto, una somma di fattori che esulano un po' dal personaggio Mattarella e vanno molto più su quello che Mattarella oggi rappresenta per quelli che hanno paura di andare al voto. Vi chiedo un po' a tutti cosa cambia secondo voi da domani nel governo, perché a livello proprio di struttura del governo si è parlato di rimpasto, insomma, Valera, secondo lei cambia qualcosa nel governo? No, secondo me non cambia niente, perché cioè, chi anche conduce... dopo le parole di Giorgetti, insomma, di ieri. No, probabilmente sono parole a caldo, adesso vedremo, chiaramente ognuno poi fa le scelte personali, perché io non so cosa pensa Giorgetti, sicuramente non lo dice a me, che sono l'ultima ruota del carro, però sicuramente dovranno risistemare qualche mal di pancia, perché chiaramente si sono affrontati su questioni contrapposte, però, ripeto, cioè, non è che l'elezione del Presidente della Repubblica, se non avviene ai primi tre scrutini, poi diventa divisiva, perché è per definizione così. Ripeto, poi anche il fatto che il Partito Democratico, che ha origini da IDS, cioè me lo ricordo, ero piccolo, ma con Cossiga il tipo di bordate che gli tiravano da quella parte verso il Presidente della Repubblica, quindi diciamo che tutti si scontrano con questa realtà, che peraltro i padri costituenti l'abbiano voluto di 7 anni e non di 5, com'è il tempo del Parlamento stesso, forse un motivo c'è. Peraltro io vorrei dire adesso onestamente due cose. Bene, il Presidente della Repubblica ha accettato questo incarico, però poteva anche non accettarlo, perché uno poteva dire no, guardate, non me la sento. Secondo, ecco, il fatto che potrebbe finire a 93 anni, cioè adesso io gli auguro... Ne ha 80. Scusa, ma a 80 no, ne fa già 2, potrebbe farne già altri 2. Ha già fatto 2 Manera. Sì, ho sbagliato, scusate, ho sbagliato il tempo. Mattarella Terra.
Vabbè, però scusate, anche 87 anni, ma in sto paese... Questo è un altro fronte, secondo voi sarà... Fornero, però... Secondo voi sarà lui mi pare che insomma una delle condizioni sia proprio quella di un mandato non a tempo, ma secondo voi è pensabile oppure si arriverà al 2023? Dipende da chi vince. Se le prossime elezioni le vince il centrodestra non si dimetterà mai. Se le vince il centrosinistra, che consente di eleggere un presidente del centrosinistra, si dimetterà e andrà a fare giustamente la sua meritata pensione. Ma mi sembra evidente, non prendiamo in giro. Belloni è d'accordo? Belloni lo sa che è così, ma ride, ha ragione, non dovrebbe dirlo. No, il senatore De Carlo è molto più esperto di questi meccanismi parlamentari di me, quindi probabilmente sa qualcosa che io non so. Però io dico, guardate, io penso che Mattarella debba fare tutto il suo mandato pieno, perché e mi spiego. Pure. Io sono contro alla rielezione. Io sarei contro, firmerei subito una modifica della Costituzione per evitare il sistema della rielezione, perché secondo me avere la stessa persona che governa il paese per 14 anni ininterrottamente può rappresentare un problema, secondo me. Però è troppo facile per i partiti risolverla sempre, va ben dai, ti rieleggiamo, poi fra 2 anni ti dimetti. Invece mi sembrerebbe che se Mattarella rimanesse per 7 anni sarebbe un dover assumersi le proprie responsabilità da parte dei partiti. È troppo facile per Salvini togliersi le castagne dal fuoco rieleggendo Mattarella per 2 anni e poi dopo andando alla conta di nuovo fra 2 anni. No, non si fa così in una democrazia. Se tu vuoi eleggere il Presidente della Repubblica, lo eleggi con il mandato pieno. E ripeto, per me è un vulnus democratico e costituzionale quando il Presidente della Repubblica è lo stesso per 14 anni. Però è questo che hanno votato i parlamentari e quindi non è serio dire oggi però facciamo che lo fa solo per 2 anni perché così ci sistemiamo. Non è serio. Posso aggiungere una cosa, non è nemmeno serio che tu all'inizio di questa legislatura, ce l'ho sotto mano, posso farla vedere, vi faccio vedere la proposta di legge firmata da Parrini, Zanda e Bressa, che prevede la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, cioè 3 del PD che non vogliono eleggere il Presidente della Repubblica e poi rieleggono Mattarella. Cioè, ragazzi, io domani, appena riapre il Senato, corro a sottoscrivere questa proposta di legge del PD per chiedere la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica. Penso che i senatori Zanda e gli altri volessero proprio la rielezione di Mattarella e quella proposta di legge fosse appunto per la rielezione di Mattarella, per dirgli sarà l'ultima volta, però intanto fallo. Io penso e la spiegazione che ho è quella. Però sinceramente lo dico, per me la modifica della Costituzione in tal senso io la sottoscriverei subito. Fatemi sentire un attimo Crosato. Domani la faccio io in nome per conto tuo. Vado a porre quella firma e dico è la firma mia e di Belloni. Ok. Nascita di una proposta di legge in diretta, molto bene. Crosato, cosa cambia nel governo secondo lei e cosa succederà? Se sarà un mandato a tempo o un mandato pieno? Intanto credo che sia irrispettoso andare a dire cosa deve fare il Presidente della Repubblica, visto che si è dimostrato un ottimo Presidente della Repubblica, in un momento anche di crisi emergenziale ha sempre tenuto la barra dritta e anche prima con i governi precedenti, quindi lo trovo veramente irrispettoso andargli a dare delle scadenze e quant'altro. Deciderà lui in base anche allo suo stato di salute e le sue capacità in quel momento. E mentre per quanto riguarda il governo credo che Draghi guarderà ancora con maggiore superficialità i partiti, quindi andrà dritto per la sua strada, farà tutto quello che deve fare e i partiti conteranno ancora meno, visto che si sono dimostrati incapaci di trovare una sintesi tra di loro e ancora più a più ragione su temi importanti che dovrà intraprendere in futuro, dal fisco ai fondi per la ripresa. Quindi questo sostanzialmente, e credo che comunque all'interno del centrodestra non ci saranno grandi scossoni e anche perché più di così effettivamente non credo che dando delle colpe e quant'altro a Salvini o a qualcun altro serva qualcosa, perché i numeri erano quelli, quindi era impossibile andare
a individuare un Presidente della Repubblica di centrodestra. Vi faccio un'ultima domanda, poi un'ultima considerazione, vi chiedo di essere veloci sintetici perché siamo quasi alla fine. Allora, altro punto che probabilmente apre un dibattito forse più concreto dopo quanto accaduto, elezione del Presidente della Repubblica, va cambiato qualcosa? Si parla di cambiare, cioè se vogliamo cambiare le regole, non solo legge elettorale, Fratelli d'Italia rilancia per l'elezione diretta, secondo voi giusto o sbagliato, deve restare così? Manera, elezione diretta per Presidente della Repubblica? No, io da questo punto di vista non sono molto d'accordo, perché specialmente se dovesse durare 7 anni, cioè sarebbe troppo forte lo sbilanciamento nei confronti di questa persona che salterebbe completamente il Parlamento e quindi sarebbe un po' un rischio. Se fosse eletto per un periodo più breve, infatti gli Stati Uniti lo eleggono per 4 anni, forse sarebbe quindi possibile. Meglio un periodo più breve, ma sempre nella formula attuale. Insomma. Perché non dimentichiamoci, pur facendolo in maniera silente, cosa controlla il Presidente della Repubblica, il CSM, le Forze Armate, cioè 7 anni, se poi esiste anche la rielezione 14 anni, mi sembra. Peraltro anche su questo io mi ricordo che c'era stato un dibattito su Napolitano sul fatto che poi lui possa nominare altri senatori a vita al secondo giro. No, è cambiato, non si può più. Ah, bene, ecco, non lo sapevo, ecco, mi dà un'informazione importante perché altrimenti diventava veramente una cosa, cioè non nominava i cardinali che avrebbero rieletto se stesso, cioè una cosa, quindi da questo punto di vista è una cosa veramente complicata. E poi può cambiare in un arco di tempo tutto il CSM praticamente, le Forze Armate, cioè se fosse 4 anni, guardiamo che i modelli che funzionano, probabilmente sarebbe una logica. Però, e lo dico qui da leghista, con una forte spinta dall'altra parte del lato delle autonomie locali, perché altrimenti diventa un centralismo troppo forte. E teniamo conto che tutta questa cosa qua che abbiamo visto, io vorrò vedere alle prossime elezioni quando sarà l'afflusso alle persone che vanno a votare, perché se continuiamo con questa cosa qua, cioè in cui si fa un certo lavoro sul territorio e poi succedono queste cose qua in generale, cioè rischiamo che vada a votare il 20% delle persone perché non si sente rappresentato, che è un altro problema. E qui invoco anche il PD, che ha sempre fatto giustamente di quello che è la presenza delle persone al lato democratico che è il voto, se pensa che questo non sarà un danno alle prossime elezioni amministrative o regionali che avverranno, perché se va a votare il 30%, il 20% delle persone è una rappresentatività. Allora, visto che l'ha citato, Pelloni, Pelloni è il suo gatto, che si chiama? In guerra. Come si chiama? Gustavo, sono in guerra perché salutiamo Gustavo i gatti. Pensavo Gramsci. No, allora, elezioni dirette per Presidente della Repubblica, secondo lei? Oppure come dice Manera... No, mi dica. Io sono contrarissimo, se posso dire. Penso che il sistema attuale sia il sistema migliore in assoluto, perché obbliga le forze in campo, in Parlamento, a discutere e a parlarsi. Ed è una cosa che secondo me è da troppo tempo si è persa questa abitudine, diciamo così. Perché appunto è un ruolo di garanzia, non stiamo andando a eleggere il Presidente del Consiglio. Io su valutazioni sul maggioritario potrei anche essere d'accordo, ma non sul proporzionale, però sul Presidente della Repubblica penso che in Parlamento i partiti debbano essere obbligati a discutere, a parlarsi e a trovare una quadra insieme, insomma, ecco, quindi su questo non ho... De Carlo non glielo chiedo neanche, ma insomma, perché sì? No, ma mi chiede, posso risponderle perché sono a favore. Innanzitutto i miei colleghi del centrodestra un po' distratti però, perché noi nel programma 2018 con cui ci presentammo insieme per le elezioni appunto della Camera c'era presidenzialismo e federalismo, quindi c'erano tutte e due, dobbiamo essere a favore per forza, primo. Secondo, perché noi siamo a favore dell'elezione diretta del popolo? Perché per noi il Presidente della Repubblica è l'arbitro e quindi non è possibile che l'arbitro lo scelgano solo i partiti all'interno del Parlamento. Un arbitro, uno super partes deve essere scelto fuori, perché quella è la garanzia che i partiti compiano tutto quello e i politici compiano tutto quello che è previsto dalla Costituzione. Per cui facciamo scegliere alle persone l'arbitro e non a noi che poi siamo quelli che i giocatori siete voi, è come se i giocatori si scegliessero l'arbitro, questo è il concetto? Ma insomma in Italia abbiamo qualche esperienza di arbitri più vicini a qualche società, insomma non farei... Ma ecco, non dire questa cosa, non dire questa cosa. Apriamo un altro dibattito qua. Non vorrei perdere il consenso che oggi la Lega mi ha portato. Allora, Crosato, secondo lei?
Presidenza, elezione diretta? Non si sente, Crosato, accendi il microfono. Sì, ecco, deve accendere il microfono. Sentite? Sì. Per un presidenzialismo alla francese piuttosto, quindi magari però è una cosa che dobbiamo decidere tutti insieme. Non facciamo l'errore di riformare la Costituzione solo da una parte, quindi discutiamone e valutiamone la cosa. Quindi Allora, la possibilità di scegliere i cittadini. L'ultima battuta, sintetizziamo quello che si era detto prima. Allora, torniamo alla questione territoriale. De Carlo, la questione è il centrodestra si deve guardare negli occhi, sedersi con calma, ma diciamo che quanto accaduto ieri non rompe alleanze, non cambia qualcosa nelle alleanze sul territorio? Diciamo che oggi il centrodestra non c'è e dai prossimi giorni dobbiamo ricostruirlo. Come ricostruirlo? Spetta appunto alle persone di buona volontà che hanno voglia di sedersi attorno a un tavolo e condividono principi comuni. Le amministrative sono fra poco però. Certo, quindi sediamoci domani se volete. Manera? Beh, ha risposto in maniera molto pragmatica. Allora, per quello che è già in essere, io penso che gli amministratori vanno lasciati in pace, che già ne abbiamo avuti tutti i colori in questi 2 anni. Abbiamo appena vinto una grande battaglia per tutti i comuni, indipendentemente dal colore politico, riportando in Veneto molti soldi della rigenerazione urbana, e questo qua ringrazio il sindaco, ma ringrazio tutti quelli che ci hanno chiamato, quindi stiamo con la barra dritta. È chiaro che questa cosa non passerà inosservata, lascerà degli strascichi, perché è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, però vedendo come stiamo amministrando assieme in tante città, in tante regioni, ecco, bisogna sedersi e dire va bene, in che direzione andiamo, perché poi ci sono anche delle peculiarità territoriali che non sono uguali in tutta Italia, quindi da questo punto di vista è chiaro che qualche mal di pancia lo si avverte, dai, tutti abbiamo il cellulare inondato da WhatsApp di fans, militanti, persone, amici che ci... Bisogna convincere questi, insomma, il lavoro adesso è convincere anche queste persone, a spiegare a queste persone qua. Benissimo, grazie allora, grazie al senatore De Carlo, grazie a Emanuele Crosato, grazie a Stefano Pelloni e grazie anche a Alessandro Manera. Grazie. Grazie per essere stati con noi, stasera 19:30 il telegiornale, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. L'ultimo weekend di gennaio procede con l'alta pressione che garantisce tempo stabile. Prosegue la fase siccitosa, dunque non si intravedono perturbazioni all'orizzonte. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 30 gennaio ci mostra che infatti non sono previste precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune nebbie fino all'alba, in dissolvimento poi al mattino e in nuova formazione di sera. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso e ventoso specie in quota. Temperature stazionarie minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, salvo per occasionali addensamenti sui rilievi, ma del tutto innocui. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non avremo novità, bel tempo, tanto sole anche qui, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime sui -2 gradi a Bolzano, 2 gradi a Trento, massime sui 10-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.